Carlo Dalpiva, capogruppo della sezione alpini di Soligo. Cosa rappresenta per la sezione alpini di Soligo ospitare un evento così importante? Un evento così importante non lo immaginavo, perché pensavo fosse grande, però per fortuna ho una squadra di ragazzi giovani e ce l'abbiamo fatta. Voglio dire, ce l'abbiamo proprio fatta. Da quanto tempo state organizzando questo evento? È da 1 anno e mezzo. Da 1 anno e mezzo che lavoriamo. Gli ultimi 6 mesi qua poi era ogni settimana era una riunione ogni mercoledì sera. E adesso che mancano pochi minuti alla partenza? E adesso che mancano pochi minuti alla partenza tutto è pronto, spero che vada tutto bene. I ragazzi sono contenti, lavorano bene, tranquilli, quindi mi fa piacere perché abbiamo superato anche questo evento. Siamo qua con il campioncino locale Ivan Geronazzo, il favorito di casa, specialista nell'ultra trail. Oggi si trova ad affrontare però una corsa sulla breve distanza. Ivan, come ti sei preparato a questa gara? Ma diciamo che fortunatamente questi posti qua li conosco, sono la mia palestra, diciamo, no? Però è una gara molto veloce, per cui il ritmo è abbastanza elevato e cercherò magari di provare a tenere il ritmo un po' più alto per cercare di arrivare almeno più avanti possibile, insomma. Esatto. Come ti sei preparato? Il fatto di conoscere il percorso ti dà una marcia in più comunque? Beh, penso di sì. Preparato, qua bisogna prepararsi sulla velocità praticamente. E dopo il percorso lo conosco, sai che se c'è una salita, dopo sai che c'è una discesa da poi recuperare, un punto in più rispetto agli altri, insomma, come... Va bene, in bocca al lupo per tutto e buona gara allora. Grazie. Siamo qui con Giuseppe Benedetti, presidente della sezione ANA di Conegliano. Presidente, che atmosfera si respira qua a Soligo questa mattina? Beh, l'atmosfera è un'atmosfera sana, quando parli di sport si mette insieme anche l'atmosfera con cui vieni a partecipare, con cui organizzi, con cui ti senti legato alla comunità dove partecipi. Oggi siamo a Soligo e quindi la gente di Soligo, la comunità di Soligo ci è stata vicina e ci fa sentire a casa nostra, diciamo, ecco. Qual è il suo auspicio per queste giornate? È un auspicio di aggregazione soprattutto, ecco. Un auspicio che crea ancora amicizia tra tutti gli alpini di tutta Italia. Oggi sono qui numerosi e spero che sia una giornata che ci dia tanta soddisfazione, una soddisfazione per chi ha organizzato, la nostra sezione, i miei consiglieri che mi sono stati vicini, il gruppo che ha lavorato tanto insieme agli altri gruppi per organizzarsi e far sì che oggi vada tutto bene. È finita la prima parte di questa gara, di questa corsa in montagna degli alpini. Siamo qua con il vincitore delle categorie over 50, Lauro Polito da Belluno. Lauro, com'è andata questa gara e cosa ti ha permesso di vincere? Bene, la gara è andata bene, bella giornata, è sempre bello ritrovarsi in compagnia, il percorso è bello, molto collinare, molto scorrevole, in mezzo ai vigneti, meritava proprio, complimenti agli organizzatori. E come hai affrontato questa gara? Bene, partito, abbiamo provato subito a fare selezione, ho visto che non mi veniva dietro nessuno, c'era il Bosio a 30 secondi, sono andato via col mio passo regolare, basta. Complimenti ancora. Grazie. Salve. Massimiliano Di Gioia, primo classificato assoluto alla corsa in montagna degli alpini a Soligo di Farra. Com'è andata e cosa ti ha permesso di vincere oggi? Beh, è andata molto bene. I primi 8 km sensazione bellissima, ho dato il massimo. Poi all'8° chilometro, dopo l'ultima discesa, mi si è spenta la luce e in salita ho dovuto cercare di andare su di frequenza e andare ai ripari. Tant'è vero che mi sembra che mi abbiano recuperato nell'ultima salita. E poi ho detto, nella discesa provo a dare il tutto per tutto e va come va. Pure nel pezzo tecnico, spinto, curve, cambiamenti di ritmo. Avevo paura, tanta paura perché la discesa non è il mio forte, però mi butto. E la soddisfazione è grandissima. Probabilmente è l'unica gara a livello nazionale e mondiale che patisco, perché ci tengono talmente tanto i miei amici di Pianezza,
Rizzetto, Francesco Bianco, Ezio Castagno, Federico Bruna, Domenico, tutti quanti, Carlo Truccero che la sento come gara. Infatti ieri ero agitatissimo e ho risposto male a uno dei miei compagni perché la sento e non patisco i campionati nazionali, questa qui la patisco. E quindi vincerla, devo dire la verità, per me è un mondiale, veramente, è una soddisfazione grandissima. Poi la seconda volta che la riesco a vincere, portare il titolo a Pianezza è una soddisfazione grandissima perché appunto ho un tifo grandissimo. Queste persone che tifano per me sono, davvero, è il miglior doping naturale che ci sia in natura, perché sono persone che ci tengono tantissimo, ti fanno un tifo da stadio e mi sento un po' come, se la voglio dire, Diego Armando Maradona ai mondiali dell'86, perché mi esaltano, ci tengono tantissimo e per me è una soddisfazione grandissima. Poi anche perché dare anche prestigio è bello quando ci sono, probabilmente non c'è più la qualità di qualche anno fa, sarebbe bello portare gente sempre più forte, perché dare un significato a questo campionato nazionale alpini, una volta c'erano dei talenti come De Gaspari, Bosio, che oggi non c'erano, è bellissimo, cioè, per me è una soddisfazione grandissima, davvero, è in assoluto una bellissima soddisfazione, davvero.